al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palarestivo di Cagliari per assistere alla seconda giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Va in scena la sfida tra la Surgical Virtus Cagliari e la Palaggiaccio Firenze, agli ordini del signori Nonna Donato Davide della sezione di Milano e il signor Quadrelli Davide della sezione di Cassano Magnago, provincia di Varese. Si sfideranno, come detto, la formazione cagliaritana, padrona di casa della Virtus, contro Firenze, cronometrista Serra Mattia, i segnapunti della signora Scaras Valentina di Assemini, l'ha detto ai 24 secondi la signora Denotti Valentina di Quartu Sant'Elena. Questo il quadro completo di coloro che andranno a gestire questa partita, come detto, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A2 Girone Sud. Palla 2 si porta subito per la Virtus la numero 7 Savateri Lucia, per Firenze la numero 15 Poggio Anna. Subito dopo vi darò la lettura dei 2 quintetti. Prima palla 2 vinta dalla Virtus, che subito porta avanti l'azione, possesso palla per le cagliaritane, che partono in quintetto con il capitano Laura Pellegrini, poi la numero 16 che in palleggio in questo momento Anna Lussu, la numero 7 Savateri Lucia, che però perde palla. C'è subito la ripartenza, il contropiede e i primi 2 punti per Firenze con la numero 11 Scarpato Martina, diciamo quintetto della Virtus che comprende anche Martina Zolfanelli con la casacca numero 9, completa il quintetto la numero 13 Partena Crisantidou, greca di nascita, italiana ormai di adozione, di nazionalità, mentre risponde Firenze con la numero 3 Marta Rossini, classe 2001, la numero 8 la sorella Silvia Rossini, nonché capitano della formazione toscana, la numero 11 Scarpato Martina, la numero 15 che adesso sbaglia sotto canestro ma vince per 2 volte il rimbalzo, sbaglia anche la terza conclusione, diciamo la numero 15 Anna Poggio, e la numero 10 Pociobrasca Clara, ragazza della Repubblica Ceca, ala di 186 cm, mentre arriva il pareggio con la conclusione di Capitan Pellegrini. 2-2 il punteggio, 8 minuti 30 secondi ancora da giocare sul cronometro, diciamo per completare ovviamente la presentazione anche i 2 coach. Iris Ferrazzoli come capo allenatore per la Surgical Virtus Cagliari, mentre in casa Palaggiaccio Firenze l'allenatore è Stefano Corsini. I 2 assistenti per la Virtus, Calandrelli Valentina, per Firenze Biondi Fabrizio. Palla in mano ancora alla Virtus, ma c'è un altro pallone recuperato, ma Anna Lussu arriva prima della diretta avversaria, ma trascorrono i 24 secondi nonostante la conclusione da 3 punti di Anna Lussu, che va a canestro, non ovviamente convalidato per lo scadere dei 24 secondi. In possesso palla per la Virtus, si ripartirà con in questo momento il possesso palla invece per Firenze. Rossini scarica per l'altra Rossini, vale a dire il capitano Silvia. Ancora Rossini, palla dentro, ma c'è l'intervento di Brunetti che va a sradicare il pallone all'avversaria dalle mani. Poi l'ultimo tocco, secondo il direttore di gara, è della stessa Federica Brunetti con la casacca numero 15 per la Virtus. 4-2 il parziale
in favore della formazione ospite in questo primo quarto. Già rimessa in gioco la sfera, Rossini cerca il fondo, Capitan Pellegrini la segue, poi il rimbalzo e ancora preda della stessa Rossini che poi va alla conclusione. Più 4 per Firenze, sono 2 i punti della Virtus, sono 6 quelli della formazione ospite. Ancora il posto palla per la formazione in casacca bianco-blu con Brunetti, lo scarico per Zolfanelli, ancora Zolfanelli, il palleggio, 10 secondi per andare alla conclusione, lo scarico per Crisantidou, calpesta la linea di fondo, si ripartirà con il posto palla in favore di Firenze e arriva il primo time out in casa toscana. Prima giornata di campionato che ha visto le cagliaritane della Virtus uscire sconfitte dalla Palacus di Cagliari nel derby contro le Cussine per 71-50, invece vittoria esterna per Firenze contro Livorno 65-53, il risultato finale della prima giornata di campionato del girone di Serie A2 di basket femminile girone sud. Adesso time out, parla Iris Ferrazzoli alle sue ragazze, così come Stefano Corsini, capo allenatore di Firenze. Firenze che indossa la casacca rossa con richiami bianchi, così come i pantaloncini, mentre il bianco e blu per la Virtus con i suoi colori classici per la formazione cagliaritana. Si riparte, possesso palla, affidato ancora a Scarpato, il palleggio, il pressing di Lussu. Ancora Pellegrini in pressing, cerca di recuperare il pallone. Sono 5 secondi a disposizione per andare alla conclusione, la spreca e arriva all'esultanza di Iris Ferrazzoli che guida ad 1-1 da fondo campo, dal lato del campo, le sue giocatrici con la sua proverbiale grinta, con la sua passione. Adesso Pellegrini, il blocco, poi c'è il palleggio, lo scarico per Lussu nell'angolo, Lussu in palleggio, deve andare alla conclusione, la penetrazione fino in fondo, Anna Lussu appoggia il pallone al tabellone, palla che rientra in campo ma è preda della formazione ospite che riparte ancora con Rossini a campo davanti a sé, arresto e tiro ancora a canestro Rossini. Sono 8 adesso i punti di Firenze, 2 quelli della Virtus. Partita bene, poi si è un po' arenata soprattutto nella conclusione la formazione cagliaritana. Adesso il giro palla, Pellegrini riceve la penetrazione di Pellegrini, Siarico sotto canestro per la numero 13 Partena, Crisantidou che porta a 4 le marcature della formazione cagliaritana, 4 per la Virtus, 8 per Firenze. Palleggio, arresto e tiro da 3 per Capitan Silvia Rossini, la risposta immediata della formazione ospite. Non c'è un attimo di pausa, Pellegrini è lei che chiama il movimento di Brunetti che esce dai blocchi. Brunetti per la nuova compagnia di squadra, o meglio dalla scorsa stagione, Anna Lussu, sono state insieme anche con il San Salvatore. Ancora Rossini, arresto e tiro ancora della numero 11 Scarpato. Primi cambi per coach Ferrazzoli, fuori Crisantidou. Quindi fuori Lussu e Crisantidou, dentro la numero 12 Lucia Pala.
è la numero 17 Giada Podda. Porta palla toccata che termina in rimessa laterale. Zolfanelli cerca e trova Pellegrini, il palleggio del capitano della Virtus, la penetrazione, lo scarico ancora per Pala, pensa alla tripla, poi arresta la corsa e tira, palla che tocca prima il tabellone e poi il ferro, stava per andare a segno la conclusione della numero 12. Adesso palla che tocca il tabellone, poi la sporca ancora Pala, ma arrivano le braccia lunghe della numero 15 Poggio, recupera il pallone invece Giada Podda. Possesso palla per Firenze. Lucia Pala, classe 2002. Rimessa in gioco ancora Rossini per Scarpato. Scarpato riceve palla per Pozzobrasca, la conclusione con il rimbalzo preso ancora da Capitan Pellegrini che riparte e supera la linea mediana del campo. Lo scarico per Podda centralmente, il pallone dentro ancora per Zolfanelli che va alla conclusione, ma non riescono ad andare a segno le ragazze di Iris Ferrazzoli. Possesso palla adesso per Firenze. Palleggio per Rossini. Ancora Rossini sino in fondo, palla che tocca il ferro, il rimbalzo, Brunetti arriva prima di tutto e mantiene il pallone, aiutata poi da Podda che toglie la palla dalla possibile recupero delle giocatrici di Firenze, la mette però in mano a Martina Zolfanelli. Il palleggio, ancora il contromovimento di Pala che non riceve, ancora Zolfanelli, c'è il blocco, il pick and roll poi di Brunetti che non viene sfruttato. Podda sino alla fine, il pallone morbido di Podda tocca il ferro, recuperato ancora dalla numero 10 Pozzobrasca. Ancora la conclusione da 3, ancora la tripla per Firenze con la numero 3 Marta Rossini, classe 2001. Adesso Pala, si libera Brunetti, ancora per Pellegrini, Brunetti riceve ancora, c'è libera Podda, poco movimento, Podda chiama Zolfanelli, si gira Podda, va sino in fondo, Podda cerca di appoggiare il pallone al tabellone, palla deviata. Adesso c'è il cambio fuori, Anna Poggio dentro la numero 13 Salvucci. Ancora possesso palla. Adesso c'è il fallo. Ma sta facendo così? Come fa a palleggiare così? Non come fischia il fallo, ma mi guarda questo!
le proteste di Ferrazzoli. Si va in lunetta, a segno il primo tiro libero di Scarpato. Sono 15 punti per Firenze, 4 per la Virtus, 2 minuti 28 secondi alla termine. Sbaglia il secondo Brunetti, recupera il pallone, ancora Zolfanelli, lo scarico, arriva poi Pala, si allunga Pala, ancora Brunetti che sporca la traiettoria del pallone, poi va subito a difendere il proprio canestro, deve sterzare e fermarsi Martina Scarpato. Ancora pallone dentro, sbaglia canestro, prova a girarsi e ci riesce molto bene Asia Salvucci per il punto numero 17 di Firenze. Deve cercare di rientrare subito in partita il roster cagliaritano. Zolfanelli ancora al palleggio, la conclusione di Zolfanelli, palla che danza ancora sul ferro, non particolarmente fortunata la Virtus sino a questo momento del primo quarto. 1 minuto 35 secondi al termine del primo quarto. Ancora una tripla, ancora a segno per la numero 11 Scarpato, e arriva il cambio in casa Virtus, ma arriva anche il time out. Che fa uscire la giovane Lucia Pala per rimettere la fisicità, i centimetri sotto canestro insieme a Federica Brunetti della numero 13 Partena Crisantidu. Ancora Crisantidu, il blocco, il doppio blocco, adesso Pellegrini sino in fondo, ancora a segno Pellegrini, punto numero 6, più 14 per Firenze. Sono 20 i punti della formazione toscana, 6 quelli della Virtus. Ancora pallone fuori, la tripla questa volta sembra lunga, così è, ma c'è subito il rimbalzo di Pociobrasca. Rossini, ancora la conclusione, ancora però da 2. Grandi percentuali per la giovanissima Marta Rossini. Palleggio, ultimi 20 secondi di questa sfida, 10 per andare alla conclusione in casa Virtus. Ancora Pellegrini cerca la conclusione da fondo campo, mantiene il possesso palla. Adesso lo scarico, Pociobrasca deve andare alla conclusione, la effettua adesso, palla che tocca il ferro, ma arriva la sirena del primo quarto con il parziale di 22-6 in favore della formazione ospite del Palaggiaccio Firenze contro la Surgical Virtus Cagliari. Noi ci fermiamo per qualche spot pubblicitario. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Secondo quarto si rientra in campo con la Virtus che partirà con la numero 7 Savetteri, la numero 9 Zolfanelli, la numero 13 Crisantidu, la numero 17 Podda e la numero 23 Pellegrini. Risponde Firenze con la numero 4 Calamai, con la numero 8 Capitan Silvia Rossini, con la numero 10 Pociobrasca, la 11 Martina Scarparo, e poi con la numero 13 Asia Salvucci. Adesso la conclusione, palla che tocca il ferro, recuperata subito da Crisantidu,
Ancora Crisantidou, mentre si prepara subito al cambio la numero 24 Virginia Salvemme. Adesso la conclusione con il pallone che tocca ancora il ferro e scivola di nuovo in campo. Rimbalzo subito per Firenze, la conclusione della numero 9 Zolfanelli. Adesso è corta la conclusione di Scarpato. Doppio cambio di nuovo dentro Lussu e Salvemme per la numero 17 Podda e la numero 9 Zolfanelli, mentre nella formazione ospite esce anche la numero 8 Silvia Rossini per lasciare spazio alla numero 18 Gaia Conti. Si riparte con Pellegrini in palleggio. Crisantidou fa sportellate sotto canestro. Adesso si libera Lussu, prova la conclusione, palla che tocca ancora il ferro, il rimbalzo e ancora preda di Scarpato. C'è il pressing di Lussu. Palla dietro la schiena per Pocciobrasca, che poi va alla conclusione, ma arrivano le lunghe leve di Lucia Savatteri. C'è il fallo poi sulla numero 24 Salvemme. Ancora Pellegrini. Il cambio chiamato da Iris Ferrazzoli, palla che arriva alla numero 13 Partena Crisantidou, che va alla conclusione sbagliata ancora. 7 minuti 50 secondi al riposo lungo. Adesso la conclusione di Pocciobrasca. Crisantidou ancora al rimbalzo. Adesso Lussu, palla dalla parte opposta per Salvemme, cerca il fondo, lo scarico per Savatteri, c'è il fallo. Altro cambio, fuori Crisantidou, richiamata subito da coach Ferrazzoli, dentro Brunetti. Pellegrini, Lussu, c'è il blocco di Brunetti che poi va a ricevere palla, la conclusione di Brunetti che va a canestro per il punto numero 8 della Virtus. 22 per Firenze, 8 per la formazione cagliaritana. Adesso palla in possesso di Scarpato, c'è il fallo fischiato ai danni di Anna Lussu, un po' incredula. Palla dentro, ancora Pocciobrasca, lo scarico fuori per Conti, le finte, pallone stoppato da Federica Brunetti, poi c'è ancora il recupero di Savatteri. Ottima la fase difensiva della Virtus in questa circostanza con la stoppata di Federica Brunetti. Ancora Savatteri, pallone in mano, Brunetti lungo il perimetro affida il pallone a capitana Pellegrini, parte Pellegrini, doppio palleggio. Adesso la conclusione, palla che tocca il ferro, rimbalza ancora fuori. Calamai affida la sfera a Conti. Adesso Pocciobrasca, è lei che si fa affidare il pallone in mano. Scarpato, Pellegrini controlla molto bene la numero 13, poi però Brunetti si fa soffiare il rimbalzo da Pocciobrasca, più rapida di lei. Sulla conclusione poi di Salvucci, punto numero 24 per Firenze, 8 quelli della Virtus. Ancora Pellegrini in palleggio, palla rischiosissima, quasi intercettata, c'è il fallo di Calamai.
Adesso il blocco di Savatteri, possesso palla per Pellegrini, ancora il blocco di Brunetti, lo scarico per Salvemme che poi cerca la compagna di squadra ma non riesce nel servizio. Riparte così Firenze ancora con il pallone in mano della numero 11 Scarpato. Adesso Brunetti recupera il pallone, scivola poi tra le mani di Savatteri, può ripartire così subito la Virtus con Brunetti che aggancia il pallone giocato da Analusu, pallone ancora fuori per Capitan Pellegrini. C'è il blocco di Savatteri, ancora Brunetti dalla lunetta, arresto e tiro, palla che tocca il ferro, rientra in campo, poi palla recuperata ancora da Firenze con Pocciobrasca. Adesso Lusu, fuori Pellegrini, dentro la numero 9 Zolfanelli. Primo tiro libero che va a segno con Michela, con Martina Scarpato. Il secondo libero, palla che viene recuperata da Brunetti, al rimbalzo riparte Zolfanelli, ancora Zolfanelli, contromovimento di Salvemme, sempre Zolfanelli con il pallone in mano. Adesso Lusu, sino in fondo c'è probabilmente il fallo non fischiato dalla direttore di gara. Riparte così Firenze ancora con Pocciobrasca, allo scarico per la numero 11 Scarpato. Adesso sotto canestro Salvucci si libera di due giocatrici della Virtus e va ancora a segno. Arriva Brunetti, il fallo su Savatteri che prende posizione. Fuori Savatteri, dentro di nuovo Crisantidou. Adesso conclusione lunga di Salvemme, Zolfanelli sino in fondo, va a canestro. 10 i punti per la Virtus, 27 per Firenze. 4 minuti e 5 secondi al riposo lungo, ancora Firenze in possesso palla. Rientrata anche Marta Rossini, c'è il fallo. Fallo della 24 Virginia Salvemme. Primo fallo personale. A segno col primo libero. A segno anche il secondo. Palleggio di Zolfanelli, mentre sono 29 i punti di Firenze contro i 10 della Virtus. Bassissima percentuale realizzativa per la formazione cagliaritana. Ancora Salvemme che cerca di andare sino in fondo. Ancora possesso palla per Firenze. Possesso palla per Donadio. Adesso la stoppata di Lusu che poi va sino in fondo, mantiene il pallone per Brunetti che appoggia alla tabellone e c'è il canestro per la Virtus. Sono 12 i punti per le cagliaritane.
29 per Firenze, 3 minuti 21 secondi sul cronometro, ancora da giocare prima di andare al riposo lungo. Adesso arriva il time out chiesto dal coach Stefano Corsini. Si rientra in campo. Salvemme, Crisantidu, Brunetti, Lussu e Zolfanelli, questo è il quintetto di Iris Ferrazzoli, mentre le due Rossini, Marta e Silvia per Firenze insieme a Scarpato, Donadio e la numero 15 Poggio per la formazione ospite allenata da Stefano Corsini. Ancora Donadio, ma c'è il tocco sotto canestro, palla recuperata in fase difensiva ancora dalla Virtus. Lussu, Salvemme riceve lo scarico ancora per Crisantidu, ancora il ferro dice di no alla conclusione della giocatrice numero 13. Adesso è Scarpato, difesa un po' meno aggressiva quella della Virtus. Adesso il rimbalzo, l'ultimo tocco è della numero 15 Poggio. Ancora Lussu, adesso è lei il play, lo scarico per Crisantidu che recupera e custodisce il pallone, poi va alla conclusione, palla sporcata, recuperata subito da Firenze, ancora con Marta Rossini, lo scarico per la sorella capitana Rossini che va a segno ancora da 3. Adesso Lussu, il palleggio, c'è il contatto, c'è il fallo. Doppio cambio, fuori Scarpato in casa Firenze, dentro la numero 4 Calamai. Cambio anche in casa Virtus, Pellegrini. Adesso Lussu va a segno, 13° punto per la Virtus, 32 per Firenze. Va a segno anche col secondo, adesso pressing alto chiamato da Iris Ferrazzoli per cercare naturalmente di accorciare le distanze, ma soprattutto recuperare il pallone nel minor tempo possibile. Adesso Rossini, lo scarico per Donadio, la penetrazione, va a ricevere il pallone, tocca il tabellone, poi arriva a Zolfanelli, il rimbalzo è il suo, Pellegrini, la penetrazione, lo scarico per Lussu, poi Zolfanelli da 3, la tripla di Zolfanelli, ancora palla che tocca il ferro, la recupera Crisantidu, ancora sfortunata, va alla seconda conclusione, subisce il fallo, palla che non va però a segno. Sembra sofferente però Partena Crisantidu. Adesso fuori Donadio,
dentro di nuovo l'esperienza, i centimetri e la forza di Clara Pocciabrasca. Sbagliato il primo libero. Va a segno il secondo tiro libero. Sembra quasi sfiduciata quest'oggi Partena Crisantidou, giocatrice ovviamente importante per nelle rotazioni di coach Ferazzoli. Adesso ancora Crisantidou in anticipo, è questo ovviamente che deve fare la giocatrice nata in Grecia ma naturalizzata italiana. Adesso c'è il fallo su Federica Brunetti sotto canestro, andrà in lunetta la numero 15 della formazione cagliaritana. 41 secondi ancora da giocare, poi si andrà al riposo lungo. Federica Brunetti in lunetta, non va a segno col primo tiro libero. Va a segno invece col secondo. Sono 16 i punti, la metà esatta rispetto a quelli di Firenze che ne ha 32. Ancora Silvia Rossini in palleggio, non le concede un centimetro Capitan Pellegrini. Adesso si va alla conclusione, ancora Crisantidou che sta facendo valere la sua stazza sotto canestro. Un altro rimbalzo, palla affidata a Zolfanelli. Crisantidou, Pellegrini, lo scarico. Adesso Lussu, c'è Brunetti, si stacca Brunetti, deve andare alla conclusione, la conclusione arriva poi Crisantidou, l'ultimo tocco è il suo, ma terminano anche i minuti e i secondi di questo secondo quarto. Si va al riposo lungo con il parziale di 16 per la Virtus, 32 per Firenze. Noi adesso abbiamo 10 minuti circa di pausa, quindi manderemo ovviamente qualche proposta pubblicitaria, un po' di pausa anche per noi. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Tutto pronto per il terzo quarto di questa sfida valevole per la seconda giornata di campionato di Serie A2 di basket femminile di Girone Sud al Palarestivo. La sfida tra la Surgical Virtus Cagliari e la Palaggiaccio Firenze. Siamo andati al riposo lungo con il parziale di 32 per le toscane contro i 16 punti, quindi la metà esatta delle cagliaritane. Ovviamente in questi due quarti le ragazze di Iris Ferrazzoli, il coach della Virtus, dovranno cercare di accorciare le distanze e recuperare lo svantaggio, che ovviamente dopo due quarti comunque si fa abbastanza pesante, ma c'è tutto il tempo per cercare di rientrare in partita. Virtus Cagliari che riparte con Zolfanelli, Lussu, Brunetti, Pellegrini e la numero 13 Crisantidu. Risponde invece Firenze, che va subito alla conclusione, giusto per mettere le cose in chiaro, con Marta Rossini, classe 2001, che ha chiuso i primi due quarti con un parziale personale di 11 punti, quindi è la miglior realizzatrice dell'incontro. Diciamo Firenze che parte con le due Rossini, Marta e Silvia, le due sorelle Rossini, Marta e Silvia. Silvia è il capitano con la maglia numero 8, Marta con la maglia numero 3, con la maglia numero 10 Pociobrasca, con la maglia numero 11, colei che sta palleggiando in questo momento, Martina Scarpato, e con la maglia numero 15 Anna Poggio. Adesso palla recuperata da Brunetti, nata a canestro. Firenze con i 2 punti di Rossini, 34 sono i punti per la formazione toscana. Adesso la stoppata di Pociobrasca su Brunetti, si riparte ancora con Rossini, c'è il fallo di Lussu, chiede subito scusa. Per fortuna della giocatrice cagliaritana non c'è stato il canestro, più i liberi aggiuntivi. Tiro libero che va a segno ancora per Marta Rossini, a segno anche il secondo. Adesso fuori Lussu, dentro Virginia Salvemme. Palleggio Zolfanelli, lo scarico per Pellegrini, ancora Pellegrini in possesso, c'è il blocco di Crisantidu. Adesso Brunetti, controllata da Pociobrasca. Zolfanelli, la conclusione, palla che tocca il ferro, il rimbalzo è recuperato da Crisantidu, che poi cerca subito la conclusione corta. Palleggio Scarpato, ma perde palla, arriva Brunetti. Zolfanelli, la ripartenza della Virtus, ancora Zolfanelli sino in fondo, lo scarico poi per Salvemme, la conclusione, palla che tocca ancora il ferro, ma Brunetti arriva ancora prima di tutte, la conclusione ancora sul ferro di Zolfanelli. Pociobrasca, c'è la conclusione di Rossini disturbata da Pellegrini, si riparte ancora in palleggio. Salvemme, lo scarico, Pellegrini con il pallone dietro la schiena, ancora Pellegrini cerca di passare in mezzo a due giocatrici, va giù Brunetti, la conclusione, palla che tocca il ferro, possesso palla ancora per Firenze, ma altissima percentuale di errore sotto canestro da parte della Virtus, che adesso subisce anche il punto numero 38. Adesso Salvemme sino in fondo, non viene fischiato. Non viene fischiato il fallo, riparte Firenze.
ancora con Rossini, Scarpato, la stoppata ancora di Brunetti. Fuori Crisantidou, dentro Savatteri. Ancora la conclusione, il rimbalzo di Zolfanelli. Adesso prende posizione Zolfanelli, c'è il fallo della numero 15 Poggio. Ancora Zolfanelli, palla messa nelle mani di Capitan Pellegrini, il palleggio, ancora Pellegrini, Salvemme libera, elude l'intervento dell'avversaria, palla che rimbalza sul ferro e torna ancora in campo. Si riparte con Scarpato, ancora Scarpato, lo scarico per Rossini, Pociobrasca difende il pallone, ancora Pociobrasca, c'è il blocco. Adesso si va sino in fondo con Scarpato, c'è il fallo. C'è il fallo di Scarpato. Possesso palla per la Virtus. Pellegrini affida a Zolfanelli il pallone, il palleggio. Salvemme dentro per la numero 7 Savatteri. Conclusione che non tocca neanche il ferro, adesso non c'è il fallo, c'è il pallone però recuperato da Salvemme. Ancora Zolfanelli, fasi un po' confuse dell'incontro in questo momento. 16 sono i punti per la Virtus. Adesso ancora corta la conclusione di Brunetti. La ripartenza, palla schiacciata a terra per Rossini che non va alla conclusione. Arriva invece la conclusione dell'altra Rossini, va a dire Marta. Palla che danza sul ferro, poi finisce fuori. Savatteri sotto canestro, tutta sola, va a canestro per il punto numero 18 della Virtus. Sono invece 38, quindi più 20 per Firenze. Ancora Rossini, la stoppata di Zolfanelli. C'è il cambio dentro di nuovo Crisantidou per Brunetti a far respirare un pochino coach Ferrazzoli. Fuori la numero 15 Poggio, dentro la numero 13 Salvucci, in casa Palaggiaccio. Adesso fallo fischiato ai danni di Capitana Pellegrini. Ancora Scarpato, palla recuperata poi da Savatteri, schiacciata a terra, ancora Pellegrini, palla messa giù, ancora c'è il raddoppio sulla numero 13 Crisantidou. Fuori Scarpato. Salvemme, c'è il fallo.
andrà in lunetta Salvemme. Si è arrivati al bonus in casa Firenze. Sbagliato il primo tiro libero. Sbagliato anche il secondo. 0 su 2 in questo frangente, in questo fondamentale per Virginia Salvemme. Ancora Rossini, lo scarico. Silvia Rossini che va alla conclusione, palla che tocca il ferro, poi giocata da Savateri. Adesso Pellegrini sposta il pallone alla numero 3 Marta Rossini, più fallosa in questa parte di gara. Ancora Savateri, Pellegrini, il palleggio, lo scarico. Adesso Zolfanelli, la penetrazione di Zolfanelli, lo scarico per Savateri, la conclusione, palla che tocca ancora il ferro, taglia fuori della numero 10 Pociobrasca. Ancora il palleggio, Pociobrasca arresta i piedi a terra, alla conclusione, palla che tocca il ferro, rientra in campo il rimbalzo ancora di Crisantidu, palla affidata a Pellegrini. Adesso Savateri va ad agganciare il pallone alto giocato da Pellegrini, lo scarico, Zolfanelli, la tripla che va a segno per la Virtus. Sono 3 punti ovviamente che fanno ben sperare in casa Virtus. 21 per la Virtus, 38 per Firenze, che in questo momento ha pienamente il controllo della sfida. C'è il fallo di Savateri. Cambio, fuori Capitan Rossini, dentro la numero 4 Calamai. Fuori Zolfanelli, dentro Lussu. Ricordiamo anche che la Virtus deve fare a meno di Favento, reduce dallo scorso anno, cioè in fase di recupero, quasi pronta dovrebbe essere dopo l'operazione ai legamenti dello scorso anno. Adesso un'altra stoppata di Crisantidu, fuori anche l'Argentina Ledesma. Adesso Pellegrini cerca lo spazio, si libera Salvemme. La tripla di Salvemme con la palla che non tocca neanche il ferro. Si riparte ancora con Calamai, Pociobrasca. Adesso conclusione, rimbalzo sotto canestro, poi c'è l'ultimo tocco. Della numero 24 Salvemme, gesto d'intesa con Ferrazzoli. Adesso ancora pallone affidato, Calamai, palla dentro, Pociobrasca, stoppata ancora da Savateri. Arriva il time out chiesto da coach Stefano Corsini. Decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Arriva anche la sirena per il rientro in campo delle due formazioni. Adesso il fischio del direttore di gara, si deve per forza rientrare e lo fa la Virtus con Zolfanelli, Salvemme, Savatteri, Lussu e Crisantidu. Lo fa anche Firenze, lo fa con Pociobrasca, Calamai, Salvucci, Marta Rossini e la numero 18 Gaia Conti. Ancora Rossini alla conclusione, palla sporcata da Crisantidu. Adesso la stoppata di Zolfanelli, palla che arriva a Lussu, c'è il fallo di Calamai, chiede subito scusa, è andata a cercare il pallone alla numero 16 in maglia bianco-blu. Che va in lunetta. 1 minuto 43 secondi sul cronometro da giocare in questo terzo quarto. 21 i punti della Virtus, 38 sono quelli di Firenze. Sbaglia il primo libero Lussu, va a segno invece col secondo. Sono 16 punti di distacco. Mentre adesso il fallo di Lussu manda in lunetta Nadia Calamai, che va a segno con il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Savatteri, mentre si prepara già Federica Brunetti. Ancora Lussu, lo scarico per Salvemme, c'è Savatteri che riceve, palla affidata a Zolfanelli, la tripla di Zolfanelli, palla che tocca il ferro. Pociobrasca arriva prima di tutti. Ancora posto palla per Firenze. Rossini, lo scarico per Calamai, affrontata ancora da Lussu. Calamai cerca il fondo e poi c'è la gran giocata di Calamai sotto canestro. Sono 41 i punti per Firenze. Savatteri, poi Salvemme che esce dal contrasto con un'avversaria, pallone appoggiato al tabellone. Adesso la conclusione, Pociobrasca arriva ancora più in alto di tutti. Rossini, Pociobrasca tutta sola, va alla conclusione facile, ma arriva il ferro a dire di no alla conclusione della numero 10 di Firenze, Crisantidu. Doppio cambio. Fuori Salvemme e Lussu, dentro Pellegrini e Brunetti. Ti devi fermare a fare i blocchi, sono tutti blocchi in movimento. E prendila! Palla sporcata ancora da Brunetti.
Crisantidou cerca Zolfanelli che va alla conclusione, palla che tocca il ferro ma termina e arriva la sirena del terzo quarto. 22 per la Virtus, 41 per la Palaggiaccio Firenze e noi andiamo ancora in pausa. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Si rientra in campo, diamo un'occhiata ai tabellini. Sono 15 i punti per Marta Rossini, classe 2001, questo va sempre sottolineato, sempre ricordato. Poi in casa Firenze spiccano i 7 punti di Scarpato, 2 per Pociobrasca, sono 6 quelli di Silvia Rossini, 4 per Salvucci e Poggio, 3 punti invece per Calamai. Questo lo score della formazione ospite, la Palaggiaccio Pallacanestro Femminile Firenze, mentre in casa Surgical Virtus Cagliari 5 punti per Zolfanelli, 5 punti anche per Brunetti, 4 per Pellegrini, 3 punti per Lussu, Crisantidou, mentre 2 punti per Savatteri. Questo dopo i 3 quarti, dopo il terzo quarto, quindi 3 quarti di gara. 22 punti per la Virtus, 41 per Firenze. Siamo all'ultimo atto di questa sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile girone sud tra la Virtus Cagliari e la Pallacanestro Firenze. Adesso Brunetti sotto canestro, si gira, palla al tabellone, ancora Brunetti, arriva la sirena dei 24 secondi, fuori Marta Rossini, dentro la numero 11 Scarpato. Posto palla ancora per Firenze, Calamai, palla verso Pociobrasca, ancora Calamai, palla che gira lungo il perimetro, spostata dalla parte opposta, pallone corto, ancora Pociobrasca, ma la conclusione arriva dopo la sirena. Posto palla, Crisantidou, adesso Pellegrini in palleggio, cerca di liberarsi Brunetti, ancora Pellegrini, recupera il pallone, poi lo scarica, 8 secondi per andare alla conclusione. Crisantidou, passi, infrazione di passi per infrazione di passi fischiata ai danni di Crisantidou. Adesso Calamai sino in fondo, Brunetti al rimbalzo, Zolfanelli, la palla per Savatteri che però viene fermata dal ripiegamento difensivo della numero 11 Martina Scarpato.
e poi schiaccia a terra il pallone per Calamai. Ancora Calamai lungo il perimetro, viene toccata da un'avversaria. Posto palla ancora per Firenze, fischiato il fallo contro la Virtus. Ancora Calamai da 2, palla recuperata da Zolfanelli, c'è il contatto con la numero 11 Scarpato. Zolfanelli in palleggio, Calamai la controlla allo scarico, palla affidata a Pellegrini, si libera Brunetti, da 3 Brunetti, palla che tocca il ferro, poi sotto canestro Crisantidu. Si riparte ancora con Firenze, Calamai in palleggio, la segue Pellegrini, adesso Zolfanelli controlla Scarpato, palla dentro per la canestro, palla scaricata per Pociobrasca, poi il rimbalzo ancora Brunetti, Pellegrini in palleggio, 7 minuti e 30 secondi al termine dell'incontro, ancora pallone perso da Crisantidu. Zolfanelli, arresto e tiro, palla che tocca il ferro, arriva Brunetti, Crisantidu al rimbalzo, ancora Crisantidu, palla che tocca il ferro, recuperata dalla numero 13 Salvucci. Bassissima percentuale realizzativa per la Virtus, sono tanti gli errori, adesso sotto canestro Crisantidu, non riesce a recuperare il pallone, adesso Pellegrini, già pronta a Poda, adesso Zolfanelli arresta i piedi, la conclusione da 2, punto numero 24 per la Virtus, 43 per Firenze, che deve gestire questi 6 minuti e 15 secondi. Adesso Pociobrasca viene anticipata da Savateri, si può ripartire ancora con Zolfanelli, palla dentro per Brunetti che però perde il contatto con la pallone, l'ultimo tocco della giocatrice con la maglia numero 13 di Firenze, vale a dire Salvucci. Arriva il time out chiesto da Iris Ferrazzoli.
Si rientra in campo, Firenze già nella propria metà campo. Rossini, Donadio, Poggio, la numero 10 Pociobrasca e la numero 11 Scarpato. In campo per la formazione ospite. Adesso la conclusione, ancora Brunetti sotto canestro e lei che vince il rimbalzo, difende il pallone e subisce fallo. Virtus che invece è rientrata in campo, invece il fallo assegnato invece contro la Virtus, o comunque pallone affidato palla affidata a Firenze. Diciamo Virtus con Pellegrini, Zolfanelli, Giadapodda, Brunetti e Savatteri. Adesso la conclusione e arriva il canestro per Diletta Donadio. Adesso Savatteri sbaglia il canestro, passaggio ancora per Pellegrini, la penetrazione, lo scarico per Brunetti che va a canestro ma sbaglia. Poi Pociobrasca, ancora Firenze in posto palla, Rossini, adesso c'è la palla, fuori Pociobrasca, dentro la numero 3 Marta Rossini. Adesso il palleggio di Scarpato, poi Donadio, dovete guardare tutti e due i lati la stessa cosa. Questa è la cosa. tecnico per Ferrazzoli. In lunetta Marta Rossini va a segno col primo libero. Adesso Diletta Donadio va a segno anche lei. A segno anche il secondo libero. Sono 24 i punti della Virtus, 48 quelli di Firenze. Adesso Brunetti va alla conclusione da 2 punti, 26-48. Adesso c'è il fallo di Donadio, allarga le braccia, fallo fischiato a Diletta Donadio, possesso palla per la Virtus. Savatteri appoggia il pallone al tabellone, poi c'è il ferro. Adesso fallo
Cambio in casa Virtus. Fuori Lucia Savatteri, dentro di nuovo Partena Crisantidou. Ancora possesso palla con Donadio. Adesso Rossini, un altro rimbalzo di Brunetti. Pellegrini in palleggio, allo spazio, adesso Brunetti riceve il pallone, la penetrazione con una mano, la conclusione, palla che tocca il ferro, viene recuperata ancora da Firenze. Capitan Rossini scarica, poi Donadio, la penetrazione sino in fondo, ancora Brunetti sotto canestro. Adesso Pellegrini, palla schiacciata a terra da parte di Brunetti per Podda, si gira Podda, non riesce ad andare alla conclusione ma mantiene il pallone in campo. Pellegrini da 3, palla che tocca prima il tabellone poi il ferro, ricade in campo. Scarpato pensa alla conclusione, poi rallenta, la conclusione arriva da parte della numero 3 Marta Rossini, altri 3 punti di una gran bella partita da parte della giocatrice classe 2001. Adesso va sino in fondo Crisantidou e va a canestro. Palleggio, Rossini, ancora Scarpato, Poggi, il controllo del pallone sul pressing di Crisantidou e la difesa anche del pallone. Adesso ancora Rossini da sotto canestro, appoggia, palla che tocca il ferro, ricade in campo. Adesso Zolfanelli per Brunetti, ancora Zolfanelli sul blocco di Brunetti, palla che colpisce il ferro sulla tripla tentata dalla numero 9 Martina Zolfanelli. Si riparte ancora con Firenze, 1 minuto 45 secondi al termine dell'incontro. Chiama lo schema ancora la Virtus. Adesso Crisantidou dalla distanza, c'è il fallo di Podda. Cambi, fuori Brunetti, dentro Savatteri, fuori Pellegrini, dentro Lussu. 1 minuto e 20 secondi da giocare ancora in questa sfida valevole per la seconda giornata del campionato Serie A2 di basket femminile Gironi Sud. Firenze sta conducendo 52-28 contro la Virtus. Sbaglia il secondo libero, diretta a Donadio. Adesso palla dentro, cercava l'anticipo Donadio, non è riuscita ad intervenire sul pallone però lungo. Adesso Rossini, lo scarico per Scarpato, ancora Scarpato allo spazio per andare alla conclusione dalla distanza, poi Marta Rossini non riesce a mantenere il pallone in campo. Si riparte, ultimi 45 secondi di questa sfida. Adesso lo scarico all'indietro, Savatteri, palleggio, Zolfanelli pressata da 2 giocatrici, c'è la tripla tentata da Crisantidou, il rimbalzo ancora di Podda. Adesso Lussu
Lo scarico per Savatteri che poi però perde il pallone. Dentro anche Pala per questi ultimi 20 secondi. C'è il fallo su Marta Rossini. Ancora segno Rossini. Sbaglia il secondo libero. Ultimi 5 secondi. Arriva qua la sirena per la conclusione di questa seconda giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile. Alla Palarestivo di Cagliari, la Pallacanestro Firenze espugna il campo della Virtus Cagliari con il risultato di 53-28 contro le ragazze di Iris Ferrazzoli. Per questa giornata di basket è tutto, poi in settimana troverete naturalmente anche le interviste del post partita da Alessandro Carta per la telecronaca e Andrea Farris per la regia e le immagini. È tutto. Un ringraziamento a tutti gli amici ancora di Diretta Sport.